Naitan, Naitan, arriva il nostro amico brasiliano, ma lui è davvero forte. Arriva Naitan Dre, ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. È arrivato finalmente il difensore che va a sostituire Kim. Naitan, Sosa, non mi ricordo nome. Comunque, tralasciando il nome, perché questi hanno due nomi, cognome e chi te vive, l'importante è che abbiamo finalmente il difensore che va a sostituire la cessione di Kim. Bisogna vedere se sia forte, se sia all'altezza, questo il campo ce lo dirà con il tempo. Bisogna dare fiducia sicuramente alla società, perché se la merita, con il tempo se l'è meritato, perché ha sempre saputo sostituire le cessioni anche con nomi che non si conoscevano, perché prima chi lo conosceva Kim, e abbiamo visto che stagione ha fatto, non solo lui, tanti, anche il Giorgiano, Kvaratskhelia. Per questo bisogna dare fiducia alla società. È anche vero che dall'altra parte c'è paura, perché non ti può andare sempre bene, però ragazzi, al momento diamo fiducia al giocatore, perché ne ha bisogno dell'appoggio in primis della tifoseria e ovviamente di un allenatore che gli dia quel qualcosa, quello stimolo per farlo giocare all'altezza, no? Ora lui viene dal Bragantino, una squadra che nessuno conosce. Ho visto un po' qualche partita perché avendo giocato in passato le schedine conosco un po' il campionato brasiliano. Il Bragantino qualche partita l'ho vista, sicuramente non mi ricordo del giocatore, ma comunque speriamo bene. Viene dal Red Bull Bragantino, campionato brasiliano, una squadra che comunque non è fra le più forti in Brasile, metà classifica, quello che è, però prima del Bragantino ha giocato nel Flamengo, una delle più forti in Brasile, questo penso lo sapete un po' tutti. 22 anni, deve ancora dimostrare, speriamo che lo possa fare in Italia con il nostro Napoli. Il fisico possente, 1,88 m, anche lui vicino fisicamente a Kim, un difensore che somiglia molto, scusate, a Kim, perché va ad anticipare l'attaccante. Ovviamente non è Kim, è tutto da vedere, dobbiamo vederlo, dobbiamo dargli tempo e fiducia. Speriamo che Garcia lo faccia giocare da subito, ovviamente penso sia titolare insieme a Rachmani. Ostigard avrà, scusate ancora, qualche partita in più, sicuramente giocherà di più rispetto agli ultimi anni, perché non c'è Kim e c'è appunto questo giovane da vedere, e penso che Ostigard avrà anche più spazio, visto le partite che avrà da giocare il Napoli. Io spero possa venire un altro difensore, ma a questo punto non penso che lui sia il titolare del Napoli insieme a Rachmani. Incrociamo le dita e che diciamo buono. Comunque brasiliano, 22enne, 1,90 m, ora non so quanti chili è, un giocatore che è duttile perché può giocare, la sua posizione è difensore centrale, ma può giocare anche terzino, sicuramente qualora corna a terra, perché visto la fortuna che abbiamo, visto la fortuna che c'è a Napoli, Osimhen rotto, quell'altro rotto, qualora ti vada a mancare il terzino, lo puoi spostare lì. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo acquisto, se vi piace, se lo conoscete, se avete fiducia, se siete proprio negativi. Ovviamente nessuno lo conosce, ma qualcuno magari l'ha potuto, ha avuto modo di vederlo in Brasile. E niente, lasciate un bel like, condividete il video, ma soprattutto se non siete ancora iscritti, che aspettate, ciucciate, diglielo a Carrozzi, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Dai Naitan 3, andiamo con il Naitan 4, facci
Nathan vince lo scudetto. E con questo è tutto. Buona serata a tutti amici. Da Napoli 87 come sempre, Forza Napoli!